Buongiorno, siamo qui oggi per presentare il nostro prodotto Grassello Lucido, prodotto di punta della linea Luxury Lime di estrema raffinatezza e bellezza. Grassello Lucido si ispira alle finiture lucide presenti nei palazzi dell'antica nobiltà veneziana. Tuttavia, le sue caratteristiche lo rendono ideale anche per gli ambienti dell'architettura contemporanea. La sua principale peculiarità è l'alto livello di lucentezza, che non ha eguali negli altri materiali decorativi. Questo risultato è merito dell'accurata lavorazione delle materie prime, sottilissime polveri di marmo e grassello di calce microfiltrati. Il prodotto è dunque naturale e si presenta sotto forma di pasta pronta all'uso. Oggi andremo quindi a presentarvi la tecnica applicativa del prodotto. Se vorrete inoltre approfondire l'argomento, non vi resta che consultare il nostro sito per poter partecipare ai nostri corsi formativi. Prima dell'applicazione prepariamo adeguatamente la parete. Nel nostro caso utilizziamo Microprimer veneziano, un prodotto fortemente aggrappante adatto a tutte le superfici, che si presenta in pasta da diluire in acqua al 10-25% e da stendere con il rullo. A parete asciutta otteniamo un fondo idoneo, a grana finissima, necessario per l'applicazione della nostra finitura. La preparazione di grassello lucido inizia con la colorazione, che eseguiamo con le formule del sistema colorimetrico Luxury Lime. Per la scelta della tinta, che meglio si adatta alle nostre esigenze, ci avvaliamo del Color Book Luxury Lime. Nel nostro caso abbiamo scelto il colore 805 della collezione High Tech, una gamma pensata per gli ambienti contemporanei. Per la stesura utilizziamo il frattazzo inox, che per questa applicazione deve essere in perfette condizioni. Ecco, questo è un dettaglio molto importante, perché se la spatola presenta delle graffiature proprio in corrispondenza dell'arrotondamento, potremo compromettere gravemente il nostro lavoro. Grassello lucido si applica solitamente in 3 mani, a cui seguono le fasi di lucidatura. Ogni mano va applicata con particolare dedizione, in quanto la texture finale sarà il risultato della fusione delle 3 stesure. La prima mano serve a creare la base per la nostra texture. Completata questa stesura, dobbiamo attendere che il prodotto asciughi completamente. Il giorno dopo possiamo procedere con l'applicazione delle mani successive, facendo sempre attenzione alla texture. Come vedete, la parete si sta asciugando, siamo arrivati a circa il 70-80% della sua asciugatura, rimane ancora qualche macchia, tutto normale. Adesso inizio con la mano finale. Nella terza mano dobbiamo alternare all'applicazione del grassello lucido la prima fase di lucidatura, che va eseguita con il prodotto ancora fresco. Questo è un pezzettino 70x70, procedo a mano che vado avanti, poi devo ritornare a ripassare con la spatola pulita per iniziare il processo di lucidatura. La fase di lucidatura consiste nell'applicare una pressione adeguata sulla parete per ottenere il tipico effetto specchiante del prodotto. Per garantire un risultato ottimale è necessario pulire i bordi del frattazzo frequentemente. Una lucidatura omogenea sarà assicurata spatolando in diverse direzioni, passando più volte anche sulla stessa zona. Mano a mano che la parete si asciuga, procediamo con le fasi di lucidatura ulteriori, fino a ottenere l'effetto desiderato. Nei giorni successivi, a parete completamente asciutta, è consigliata l'applicazione di un protettivo, che può essere una cera o un sapone. Oggi utilizziamo spatula wax, una cera protettiva studiata per aumentare la brillantezza della nostra parete. Per
la rifinitura passiamo un panno morbido. La parete è ora ultimata, il nostro lavoro è terminato. Con Grassello Lucido potrai finalmente assaporare la storia della cultura abitativa veneziana più nobile e raffinata.